Vittorio Emanuele Arezza. L'opera della pittrice Valeria Soletti, il titolo Dopo la Croce. Grazie. No, senza microfono, già cantato. Tradizioni e momenti condivisi. Portiamo con noi ciò che siamo stati senza smettere di vivere ciò che siamo. L'Associazione della Madonna dell'Arco di Via Donizetti 14 ad Aversa, nel rione Piazza Vittorio Emanuele, è formata da figli, nipoti e pronipoti dei vecchi fuyenti, custodi di una fede che non si è mai spenta, uniti dalla devozione e dal rispetto per le tradizioni. Portano avanti con orgoglio un'eredità che vive ancora oggi. La mente al passato e il cuore al presente, un motto che racchiude il loro impegno nel ricordare chi li ha preceduti e nel vivere ogni giorno con la stessa fede. Il presidente Pasquale Perfetto, il direttivo e soci augurano una Santa Pasqua a tutti.
donna mia, quando che ragazzi a chi c'è che cagliuto, non lo c'ho di studo, e dopo c'è che per carità, che ti ha fatto stare che mi dura, non è degno che non va a vedere, chi ha sfrecciato un bello viso, come chi mi capisce tu. Chi Un applauso! Perché andiamo a vivere in Ciavolino, basta un minuto, ma chi tiene la fede e cerca la grazia, riceve tutto quello che vuole, Madonna mia, e tu a me vuoi fare? Tutto è successo lì da una momento, a stare passando la vita mia, e io che vorrei pena in cuore, a ci pregare a te per questa grazia, e sentire quando mi marcava a carezzare una tua mamma mia, che mi arriva una voce assieme a Salamat, poi a Milano, per non sto e tu mi spinto sempre a braccia aperte, ma chi la già cantata canzone Sole amara
Adeghi, ma te è una base tua, te è base 2. Ma tu hai la base 1 e ci No, stai ma la sei base solo 1. quello là. Ma vuoi che te la lamenti? Se mi sa fa 2 non mi dico Non è successo niente, no? No, non è che va a copiare. No, ma morire. Così, ci proviamo, così. Un applauso a Alessio.
l'opera Dopo la Croce della pittrice Valeria Soletti. Facciamo un applauso a questa band? Enzo, ti voglio sentire, Enzo.
Grazie. Facciamo un applauso a questa squadra. Dice come sei tu, non mai su. Ragazzi, ci vediamo domenica prossima. Buona festa.